Con la presenza di Antonio Rapisarda voglio ricordare l'appuntamento del Penalty Awards, ingresso gratuito, la premiazione per i migliori atleti, i migliori tecnici, i migliori allenatori, i migliori dirigenti per quanto riguarda questa stagione 2015-2016 del campionato di eccellenza, di promozione e di prima categoria, con tanti altri ospiti importanti legati al mondo del calcio professionistico e non. Ingresso gratuito, ricordatelo, lunedì 6 a partire dalle ore 18 presso il centro commerciale Le Ginestre, l'intera manifestazione poi la vedrete su Video Mediterraneo domenica 12, sempre di giugno, alle ore 19 all'interno dello spazio di Penalty, che così concluderà questa stagione. Oggi festa della mamma. Quindi ho un augurio a tutte le mamme del mondo. Perfetto. Io faccio uno particolare a mia madre, Vincenza, assolutamente. E penso che sia d'obbligo a tutte le mamme dare un caloroso abbraccio. E tra l'altro le mamme sono anche dei personaggi importanti per molti giocatori, per molti addetti ai lavori, perché sono coloro che poi lavano tutto il vestiario durante la settimana. Sono quelli che insomma devono preparare possibilmente da mangiare prima la domenica, perché possibilmente, se non è una squadra che va a fare il ritiro, devono mangiare alle 12. Dico bene, Orazio? Dico bene, Massimo? Sono coloro che vivono anche la domenica calcistica dilettantistica, quindi sono un plauso che va... penso dei pilastri portanti del calcio, anche del calcio. Assolutamente, un abbraccio forte anche a mia mamma che insomma è volata in cielo tanto tempo fa. Allora, parliamo del campionato di promozione. Oggi 3 partite importantissime e ci sono 2 verdetti importanti. Playoff? No, in ambito playoff e playout, ma soprattutto in ambito promozione e retrocessione. Perfetto, allora intanto abbiamo una schermata così la nostra Federica ci legge subito questi risultati che sono tanto attesi dai nostri amici a casa in questo momento. Parliamo di una schermata dove vengono evidenziate giustamente le partite dei playoff che sono verdetti di oggi, che sono stati assolutamente un po' a sorpresa, direi. Sì, un po' a sorpresa, molte squadre meritavano la promozione, altre ahimè salutano il campionato di promozione e andranno in prima categoria, però tutte le squadre che ci lasciano un augurio a ritornare di nuovo presto nel campionato di promozione. Allora Federica, schermata con i risultati playoff e poi i verdetti dei playout. Spareggio promozione, gironi A e B, Castellammare Torregrotta 1-1, dopo i tempi supplementari 5-6 rigori. Spareggio retrocessione, girone CD, New Pozzallo Polisportiva Palma 0-1. Girone D, finale playoff, Licata Canicattì 2-3. Infatti, allora spieghiamo bene questa schermata perché poi magari ci si rischia un po' di confondere. Si è giocata nel girone D la finale che era stata insomma rimandata di una settimana per i fatti che sono successi per quel ragazzo a Canicattì. In pratica è stata una partita a Canicattì-Ragusa. C'è stato questo infortunio del ragazzo Rosario Comparato che ha avuto una frattura allo zigomo, oltre a altre fratture. È fuori pericolo, fuori pericolo, sta benissimo. Noi ci uniamo agli auguri di pronta guarigione, certo, alla società, al ragazzo, alla famiglia del ragazzo che ha già ricevuto grandissimi attestati di vicinanza, e noi ci uniamo anche a questo attestato di pronta guarigione, questo ragazzo che... Canicattì che ha giustamente rifatto la partita con il Ragusa, ha vinto 1-0 e oggi ha disputato appunto questa finale tra il girone C ed il girone D. Ha disputato la finale playoff del girone D battendo il Licata a Licata. Ed è un risultato che noi non pensavamo, però avevamo detto, sapevamo della forza del Canicattì, dell'ultimo Canicattì. È vero. È stata una partita, guarda Ettore, siamo riusciti a vederla, un tifo incredibile di tutte e due le parti, tutte e due le tifoserie, ma una partita che si è sbloccato nei tempi supplementari con il gol liberazione del Canicattì, partita nel segno dell'equilibrio 1-1, poi il Canicattì era passato in vantaggio in quel di Licata, sì, pareggio in extremis e poi alla fine dei tempi supplementari stava andando ormai verso la fine, cioè il Licata sapevamo che il Licata col pari ai tempi supplementari sarebbe passato. Invece negli ultimi minuti è stato questa vittoria, questo gol pesantissimo. Possiamo immaginare cosa è successo a Canicattì. Sì, anche perché sono organizzati tifosi con tantissimi pullman, quindi è stata
ha vinto il calcio, ma sicuramente il Lecata non ha demeritato e gli auguriamo il prossimo anno di organizzarsi e fare questo salto. Assolutamente, assolutamente. Quindi allora il Canicattì giocherà a questo punto la finale playoff per insomma andare contro il Real in eccellenza Avola. contro il Real Avola, che aveva già a sua volta eliminato il Belpasso nell'altra semifinale. Perfetto. Mentre a questo punto dobbiamo fare un plauso al Torre Grotta. Esattamente, perché nello spareggio promozione intergirone con il girone A e B, Castellammare e Torre Grotta, il Torre Grotta si impone anch'essa ai rigori per 5-6 E quindi va in eccellenza e noi gli auguriamo un in bocca al lupo. Sottolineiamo che sia il Torre Grotta che il Sant'Agata del Militello disputeranno il campionato di eccellenza e quest'anno erano insieme nel loro girone, quindi è stato un girone di ferro, due squadre che vanno in eccellenza. Sì, erano due squadre sotto il segno della parità fino alle ultime giornate, Sì. su testa a testa, poi alla fine l'ha spuntata il Sant'Agata, Sant'Agata. ma secondo me il Torre Grotta meritava anch'essa di andare in eccellenza. Dall'altra parte invece scontro, spareggio, retrocessione, sempre intergirone, girone C e D, questa volta la Polisportiva Palma, che è stata per un bella parte di campionato ultima in classifica, ha fatto quadro ed è riuscita Si è salvata, a salvarsi. si è salvata. Noi facciamo i complimenti a questa società, in extremis è riuscita a salvarsi e ha mandato in prima categoria la New Pozzallo, che negli ultimi mesi aveva avuto un po' di caos in società, non ha avuto quell'organizzazione che la contraddistingueva all'inizio di campionato. Allora ricordiamo i finali per quanto riguarda il discorso play-out nel campionato di promozione: il Pro Villabate che vince con il Carini 3-2, quindi si salva il Pro Villabate, il Sinagra che pareggia 1-1 dopo i tempi supplementari contro il Merì e quindi si salva, il Comiso aveva perso appunto contro il Polisportiva Palma 1-0, permettendo alla squadra di Palma poi di disputare a sua volta una finale play-out interregionale, che ha vinto contro la New Pozzallo, che abbandona a questo punto il campionato di promozione. Sottolineiamo appunto che il Merì poi nella finalissima ha vinto 3-1 con il Carini. Altra partita entusiasmante. Assolutamente, sempre dopo i tempi supplementari. Allora, una battuta la voglio fare anche con i nostri ospiti. Massimiliano, un campionato di promozione che vi ha visto anche in un certo senso protagonisti, perché è stata una stagione che ha dato alla squadra anche di Lagusa insomma qualche bel momento. Come primo anno io credo che sia stato assolutamente da segnalare con un segno più, perché comunque un debutto in categoria è sempre molto molto difficile. In questo girone abbiamo avuto la vittoria della Nissa e poi insomma queste squadre che si sono battagliate nei play-off, ovvero il Canicattì, l'Icata, lo stesso Ragusa. Io non mi meraviglio di questa vittoria del Canicattì, perché avendolo affrontato infatti. Ho capito subito che è una squadra di categoria superiore. Di categoria superiore. E sono sicuro che rispetto al Real Avola è parte da favorita. Addirittura, quindi tu vedi già sicuro che il Canicattì avrà qualche chance in più rispetto alla squadra dell'Avola, che a questo punto insomma sogna un po' l'eccellenza, no? Sì, sicuramente l'Avola ha fatto un ottimo campionato, però ecco, il Canicattì ha fatto qualcosa come 18 vittorie consecutive. Da dicembre in poi ha rivoluzionato la squadra, Falsone l'ha rivoltata grazie anche alla società che bravo tecnico, gli ha messo a disposizione dei giocatori importanti. Sì, e quindi favorito per te il Io Canicattì? credo che il Canicattì forse non è d'accordo il nostro Razio, perché insomma un po' più vicino all'Avola. Come vedi questa partita, Avola-Canicattì? Sarà una partita abbastanza combattuta, si giocherà in partita secca, quindi spero per i cugini dell'Avola di poter che possono coronare questo sogno di andare in eccellenza, che hanno provato anche tramite i playoff, tramite la Coppa Italia. La Coppa Italia non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta e ora stanno provando con i playoff. Speriamo bene per loro. È vero. Coppa Italia che vedrà invece protagonista una squadra siciliana e una squadra palermitana, il Casteldaccio, che giocherà contro il Palermitana e Belpasso Catanese. Secondo te come andrà a finire? Belpasso, per l'allotto. allora il Belpasso francamente prima vincendo col Città di Catania, ma poi ovviamente perdendo con Real Avola ha già sprecato una chance per poter andare al campionato di eccellenza. Certo, il Casteldaccio è una squadra rivelazione in questa Coppa Italia, sulla carta il Belpasso sembra favorito.
Però è anche vero che Casteldaccia, il girone palermitano, anche se con poche squadre, è risultato essere abbastanza tosto. Vedi Riviera Marmi, una squadra importante, e vedi anche l'Audace Partinivo. È vero, è vero. Massimiliano, come andrà a finire secondo te questa finale di Coppa Italia? Perché insomma il bel passo lo scorso anno, vincendo la Coppa Italia di promozione, di prima categoria, è salito in promozione. Quest'anno insomma tenterà, vincendo la Coppa Italia, addirittura di salire in eccellenza, quindi è un'impresa anche. Ripetersi è sempre difficile, infatti. quindi sulla base di questo discorso mi auguro che il bel passo possa... Noi li abbiamo incontrati con la Juniores Sì. Nella fase regionale, noi siamo arrivati fra le prime 4 squadre e devo dire che era una società molto organizzata. Guarda, mi date un gancio sul settore giovanile, perché voi dovete puntare sul Noi abbiamo settore puntato, giovanile. noi non avendo settore giovanile, quest'anno essere arrivati tra le prime 4 squadre è stato un miracolo, perché abbiamo affrontato appunto tutte squadre che hanno un settore giovanile e quindi un plauso. Stai sposando un po' il progetto anche del Città di Rosolini, no? Che il futuro giustamente dice che è fondamentale. Sì, noi abbiamo un buon settore giovanile, siamo arrivati alla fase finale in tutti i campionati, dei giovanili, e li abbiamo vinti quelli provinciali, li abbiamo vinti tutti, e poi siamo andati un po' nelle fasi, ora ancora gli allievi sono in fase interprovinciale, quindi da questo punto di vista sono contento che le società ormai dobbiamo basarci su questo. Assolutamente, sui giovani dovete puntare su continuazione, questo, sì. dovete assolutamente Doveroso, puntare su questo. anche perché voglio dire le potenzialità ci sono, basta lavorare, il lavoro alla fine dà i frutti giusti. Allora, ci dobbiamo fermare perché dobbiamo recuperare uno spazio pubblicitario, così poi rientriamo in studio, chiudiamo con il campionato di promozione e poi voglio sentire un po' i progetti anche della New Team Ragusa. E poi congederemo anche il nostro Orazio Trombadoro. Allora, ci lanci la pubblicità perché tra poco chiuderemo il discorso di promozione e lo faremo anche tra l'altro poi lanciando una clip sul beach soccer. Conosci il beach soccer? Certo, è uno degli sport emergenti, soprattutto nel catanese, dove ci sono tante squadre catanesi. Ci sarà la Champions League esattamente, a che fine sta facendo maggio. bene. Pubblicità. Abbiamo un altro piccolo break per la pubblicità, mi raccomando, rimanete con Penalty. Siamo carichi di adrenalina, come dice Orazio, per i Penalty Awards, e vi ricordo che andranno in scena lunedì 6 giugno, ingresso gratuito presso il centro commerciale Leginestre di Tremestieri e Tenneo. Poi l'intera manifestazione chiaramente la potrete vedere su Video Mediterraneo domenica 12 alle 19 nello spazio giustamente di Penalty. In quell'occasione, in questa terza edizione del premio, si darà spazio naturalmente ai migliori atleti, ai migliori dirigenti, ai migliori giocatori per quanto riguarda le categorie di eccellenza e di promozione, naturalmente anche quelli di prima categoria, il tutto con la stretta collaborazione dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. In questa settimana avremo modo comunque di parlarne e poi soprattutto domenica 5 la trasmissione di Penalty sarà interamente dedicata alle nomination, perché per ogni categoria e per ogni ruolo ci saranno 3 nomination, come al solito coordinati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con l'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Quindi mi raccomando, giorno 5, puntata dedicata interamente alle nomination, che poi andranno a battagliarsi direttamente lunedì 6 nel centro commerciale Leginestre, dove verranno svelati i nomi dei vincitori di questa terza edizione del Penalty Awards 2016. L'unico, l'originale, e non voglio fare polemiche. Allora, battuta finale, perché così congediamo Orazio. Volevi fare però solo una domanda un po' pepata al nostro Diciamo che DS sono due, della però New Team. iniziamo con la prima. Vai, Allora, che te la sei scritta? No, non è che me la sono scritta, però diciamo che Vabbè, in linea di massima. Allora, io volevo dire al direttore sportivo Vitale che cosa è cambiato dopo l'esonero di Vacca, perché Vacca per la New Team è stata una bandiera negli ultimi anni, sia dal punto di vista... Cattivella questa domanda, vabbè, ma sia dal punto di vista del settore giovanile fino alla prima squadra.
Che cosa è cambiato? È questo che noi è inspiegabile, perché alla fine Mr. Bacca era una bandiera, ma lo è tuttora, Ma lo è ancora, e lo rimarrà sempre della Che bella domanda, vai Massimo. Ma no, Te guarda, l'aspettavi, prima o poi sarebbe arrivata. cioè, sull'uomo Fabrizio Vacca non si può dire nulla, Certo. quindi noi non possiamo fare altro che ringraziarlo, però poi nel calcio succede alcune volte che c'è bisogno di dare una sterzata. Sì. Siccome non si possono cambiare 22 giocatori, L'allenatore paga per tutti. inevitabilmente lui, che è una persona molto intelligente, ha capito che c'era qualcosa che non funzionava e ha dato le dimissioni. Noi le abbiamo colte perché abbiamo capito che forse era l'unica cosa che in quel momento poteva essere fatta per dare una sterzata. È stata una scelta intelligente per tutti. Sì. Perfetto, Ma io cosa credo è cambiato che... nello spogliatoio? Perché lì quello lì spiegabile, perché la squadra andava sugli alti e bassi, poi ha Nello iniziato a fare quei 3-4 risultati importanti che l'hanno fatta salvare. Nello spogliatoio poi è cambiato lo stimolo di avere una persona nuova che aveva metodi nuovi e quindi forse il fatto di seguire un'altra persona ha permesso ai ragazzi di concentrarsi su questa cosa. Studia da presidente il nostro Massimiliano, non da DS, perché allora- questa è una risposta diplomatica da presidente. Allora, in forza di questo faccio l'altra domanda. e poi chiudiamo. Ma è vero che in forza di questo risultato e di questo andamento, perché il girone di ritorno è stato importantissimo anche dal punto di vista di classifiche e di punti, si potrebbe puntare o si punterà il prossimo anno magari alla zona playoff? Ma guarda, noi quando ci siamo incontrati con Carmelo Giglio, come obiettivo gli avevamo dato già quest'anno i playoff. Per una serie di motivi di organizzazione non è stato possibile, però un altro anno Studiate per questo. parliamo di playoff. Sì. Bene, E bene. questo è importante, avendo anche un settore giovanile alle spalle, credo Certo, sia importante. assolutamente. Bene, bene. Allora, congediamo il nostro Orazio Trombatore e la domanda è un po' quella che arriva puntuale dopo un'intervista e dopo una presenza all'interno di Penalty a fine stagione. La prossima stagione dove sarai? Perché insomma le voci ancora una volta su Orazio sono tante nel campionato di eccellenza, Vabbè. però le voci sono tante, ma tu che fai? Hai deciso, rimani, ne hai parlato con la società, hai qualche altro obiettivo, qual è il tuo sogno? Sicuramente gli stimoli di crescita, io non sono il tipo, a me piace sempre migliorarmi. Giusto? Quello che stiamo facendo a Rosolini, la politica è Ti questa. piace? Per adesso come politica è sulla mia stessa lunghezza d'onda. Però ripeto, iniziare una nuova stagione vuol dire programmare, su questo ci sarà tempo, se sarà Rosolini, lo spero perché è il mio paese, voglio dire. Però voglio dire, se dovesse arrivare qualcosa di più allettante, forse, beh, questo qua è un è la stessa domanda che ti ho fatto l'anno scorso, poi sei rimasto Rosolini. Certo, forse qualche voce importante c'è, magari stiamo facendo un po'... Vabbè, non lo vogliamo mettiamo in tirare, difficoltà, però va. Non lo mettiamo in difficoltà. questo di solito si parla sempre, Sì. si parla, poi sul livello pratico. No, perché qualcuno dice pure, ma guarda che se Orazio avesse avuto budget diversi, probabilmente qualche bella soddisfazione a qualche società importante l'avrebbe data. Questo lasciamolo dire agli altri. Lasciamolo dire agli altri. altri. Io Ok. corro per la mia per la mia strada e questa qua è il percorso che devo percorrere è questo. Chissà sempre se di migliorarsi. concorrerai anche tu al Penalty Awards, ancora insomma è troppo presto, le nomination usciranno giorno 5, però mai dire mai, perché comunque per te è stato un campionato Sì, super sì, positivo. super positivo e orgoglioso di questo. E siamo contenti perché hai dimostrato sul campo ancora una volta contro tutto e contro tutti che il lavoro paga, la voglia e l'energia all'interno del gruppo si crea con le atmosfere giuste e tu sei riuscito a In farlo. tanti dicono che dopo un po', come diceva il Massimiliano. direttore, poi magari gli stimoli vengono meno perché magari Beh, i tu metodi sei ancora di lavoro... al quarto anno, No, ma io dai. sono dell'avviso che sia l'allenatore deve essere bravo a Motivare cambiare sempre. sì, metodi diversi di allenamento e stimolare, Certo. e quindi questo qua è alla base. Allora ti auguriamo una buona vacanza e chissà magari incontrarci per giorno 6 ai Penalty Awards con o senza nomination. Indipendentemente. Grazie, Grazie a voi. grazie ad Orazio Arrivederci. Trombatore, allenatore della città di Rosolini. Io ti congedo perché tra poco verrà Alessio, però insieme ad Alessio poi sarete insieme per il Penalty Futsal che volge ormai anche lui al termine. Quindi Perfetto. noi ci vediamo più tardi e io saluto i tuoi ospiti, Mister Trombatore e direttore sportivo Vitale. Alla prossima. Benissimo, allora io adesso invece vi lascio, perché poi ci rivedremo per lanciare la nuova pubblicità, vi lascio con il servizio sulla Champions League di Beach Soccer che si svolgerà a Catania presso
presso insomma, la Beach Arena DomusBet del Lido Azzurro alla Playa, e sarà veramente una manifestazione da non perdere. Guardate la giornata che ha visto protagonisti il meglio appunto del beach soccer internazionale. Dal 23 al 29 maggio nella splendida DomusBet Arena Beach Stadium le 32 squadre maschili e 12 femminili si daranno battaglia per conquistare la Champions League di Beach Soccer. 120 paesi collegati in diretta streaming, una partecipazione totale da parte delle istituzioni regionali e i vertici dello sport. Tutto questo è stata la presentazione dell'Euro Winner Cup 2016. La Champions League del Beach Soccer. Nello splendido scenario del Palazzo dei Chierici, ancora una volta Catania presente per l'Euro Winners Cup 2016. E Palazzo dei Chierici, la prestigiosa location dove è stata presentata la manifestazione che catalizzerà l'attenzione degli sportivi catanesi dal 23 al 29 maggio nella maestosa DomusBet Arena Beach Stadium, costruita al Lido Azzurro nel litorale della Playa. Euro Winner Cup 2016. Un momento importante non solo di sport, con la regione siciliana vicina alla manifestazione con il messaggio dell'assessore regionale sport e turismo Anthony Barbagallo, che nonostante l'assenza ha voluto porgere il suo sostegno alla manifestazione internazionale. Parterre di primo livello con l'assessore allo sport Valentina Scialfa, che ha portato i saluti del primo cittadino, il sindaco Enzo Bianco. Assessore Scialfa, allora a questo punto ancora una volta Catania in prima linea per un torneo internazionale importantissimo legato alla bellissima struttura che è la DomusBet. Sì, che ringraziamo davvero, perché quello che fanno è strepitoso, lo fanno però grazie a una città come Catania, riescono secondo me a raddoppiare questi numeri, a triplicarli, anche perché davvero Catania è una bellissima città e sono felice che i cittadini con orgoglio se la stanno riprendendo pian piano. Io credo che con un po' di buona volontà e un po' di pazienza, che insomma non contraddistingue il catanese, mi ci metto anch'io in mezzo, assolutamente, possiamo davvero ripuntare a una rinascita, a un recupero di tanti elementi che per troppo tempo in questa città sono mancati, quali per esempio l'orgoglio che si comincia a vedere anche con queste cose. Il vicepresidente del COB Giuseppe Bosco, che a sua volta ha rappresentato il presidente del COB Santi Rando. Ma per noi il beach si fa tutto l'anno. È vero che la massima espressione ce l'abbiamo in quei 2 mesi, giugno-luglio, però per noi è tutto l'anno. Ci lavoriamo da quando finisce a quando inizia, perché comunque allestire delle manifestazioni di questa portata, di questa rilevanza internazionale, portare 1500 atleti, gestire 3 campi, 48 formazioni, 42 arbitri, insomma è una mini Olimpiadi, quindi per noi è grosso motivo di vanto e siamo ben lieti di avere la fiducia sia della Federazione Italiana di Gioco Calcio che della FIFA. Il direttore della Beach Soccer Worldwide, Gabino Renales. Teresa Chiara, presidente del Comitato Provinciale FIGC, che ha mandato i saluti del presidente nazionale Tavecchio, da sempre innamorato del beach soccer, e del presidente regionale FIGC Santino Lopresti. Sì, insomma, siamo onorati di avere questa opportunità, perché Catania diventa il centro dell'Europa. Con le nostre splendide spiagge, un'opportunità sia a livello turistico che culturale, è un'opportunità per far sì che lo sport diventi ancora veicolo per trasferire altre situazioni, altri valori oltre a quello del gioco semplice del calcio, ma anche dei valori che possono essere quelli della riscoperta, i popoli che si incontrano e quindi anche della lealtà e di tutto quello che sono i valori che trasferiscono il gioco del calcio. Quindi fieri di avere questi stati che verranno qui a giocare e incontreranno e conosceranno la nostra terra. Ed infine il presidente del Consorzio Catania eSport, Riccardo Stazzone. In prima fila i rappresentanti dei sindaci dei 10 paesi della provincia di Catania, che hanno aderito al grande movimento del Sicily Beach Soccer Tour, con il comune di Tremestieri, rappresentato dal delegato del sindaco Rando, il dottor Furnari, che ha spiegato le dinamiche e la valorizzazione delle eccellenze dei vari comuni attraverso un evento internazionale come l'Euro Winner Cup 2016.
L'Euro Winner Cup sarà un vero spettacolo, uno spettacolo unico, tifando possibilmente anche per la formazione del Domusbet Catania, che lo scorso anno ha sfiorato il successo fermata solo in finale. Tutte le partite saranno difficili, però a questo punto non vi potete più tirare indietro, rappresenterete Catania, ma non soltanto Catania, buona parte del beach soccer italiano. Sì, un sorteggio diciamo abbastanza positivo, affronteremo questa squadra olandese e poi ci sarà il Bate Borisov che diciamo è quella che ci potrà insidiare di più. Come dicevi tu non possiamo nasconderci, essendo vice campioni in carica d'Europa faremo del tutto per migliorare la posizione rispetto all'anno scorso. Tra l'altro insomma nella squadra sono stati inseriti 4 nuovi elementi per migliorare ancora di più il tasso tecnico appunto del gruppo. Sì, siamo partiti dalle alcune riconferme importanti della passata stagione, andando ad inserire Corosiniti, il capitano della nazionale italiana, Jordan, il portoghese, campione del mondo e campione d'Europa in carica, Alfio Chiavaro, un catanese, e Alessandro Randis, un altro catanese, perché anche a Catania sta crescendo il movimento beach e noi siamo molto attenti su questo. Catania ha il dovere di continuare sulla strada degli eventi sfruttando le risorse naturali del nostro splendido litorale della playa di Catania. Quest'anno credo che sia arrivato il momento di fare capire che pure a Catania si possono fare delle cose belle, e non parlo solo di calcio, parlo un po' di tutta la struttura, no? Perché il beach soccer per quanto mi concerne è uno sport pulito, uno sport dove c'è allegria, musica, gioia, perciò dico che quest'anno oltre diciamo al torneo maschile si aggiunge quello femminile che secondo me può essere una novità assoluta e anche funzionale. Prestigiosa la presenza di Gabino Renales, direttore generale Beach Soccer World, che nel ringraziare la società etnea organizzatrice ha sottolineato come Catania è un punto di riferimento e che il beach soccer continui nella sua opera di sviluppo. La macchina organizzativa sta lavorando a maniche rimboccate per essere pronta giorno 23 maggio, inizio delle gare. Giorno 23 maggio, quindi inizio delle gare, sarà veramente uno spettacolo presso la Domus Beach Arena Stadium, chi più ne ha più ne metta, alla playa di Catania, dove si vedrà veramente il meglio del calcio sulla sabbia, il meglio che c'è in questo momento. Saluto Alessio Patti, ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Tra poco Felice parleremo di essere ritornato tra queste telecamere, perché se comunque è un grande lavoro, certo, a tratti chiaramente stressante perché i tempi sono 2 settimane stretti. di riposo ti sono bastate però. Sì, ma mi sono mancati i telespettatori, mi è mancato penalty. Tra l'altro adesso saremo subissati di impegni con il Penalty Awards, per cui tra l'altro il Penalty Awards che sarà presente anche per la categoria futsal, esatto, sottolineiamola questa cosa, che io non l'ho detto perché volevo insomma che lo facessi tu. Lo annunceremo anche perfetto, tra poco a Penalty Futsal, ma ci sarà questa grande novità e per questo ti ringrazio. Perfetto, allora tra poco parleremo di prima categoria, devo dare la linea di nuovo a Federica che ci lancia la pubblicità e poi il rush finale con la prima categoria e chiuderemo con i 50 anni dell'Ajax. Esatto, Ettore, abbiamo un altro piccolo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Eccoci rientrati in studio, allora parliamo di prima categoria e possiamo già vedere subito la schermata perché i playoff si sono conclusi, abbiamo 4 squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di promozione. A te Alessio. Allora Ettore, hai ben detto tu, il numero delle promosse in promozione sale a quota 12 e si aggiungono alle 8 già prime degli 8 gironi l'Atletico Ribera che vince 4-0, in schermata non è specificato Ettore, lo aggiungo io, 4-0 dopo tempi supplementari. Cioè questi hanno fatto 4 gol nei tempi supplementari. Complimenti a Ribera. Risultato abbastanza singolare. Per quanto riguarda lo spareggio Inter
Intergirone Sì. C&D, il San Biagio si impone 1-0 sul Gescal. Quindi sarà il San Biagio a disputare il campione di promozione alla prossima stagione. Esatto, Giardini Naxos che batte Megara Augusta 1-0 dopo i tempi supplementari e invece infine come ultimo scontro il Calcio Vittoria che cede in casa, lo possiamo vedere. Sì, abbiamo delle immagini, ringraziamo Calcedonio Iacuzzo che così celermente ci manda queste immagini di questa partita che ha visto insomma perdere il Vittoria. Sì, Ettore, il Vittoria aveva compiuto un vero e proprio miracolo sportivo perché terzultima alla fine del girone d'andata, compie una rivoluzione tecnica, cambia tanti giocatori e fa un girone di ritorno davvero strepitoso, arriva ben secondo in classifica, superando anche il Floridia, troppo lontano chiaramente lo Sporting Eubea, ma che ha fatto un campionato a parte, e avendo vinto anche i playoff si trovava adesso a dover vincere l'ultima squadra che era appunto il Serra di Falco. 2-1 in vantaggio il Vittoria, si fa pareggiare e poi cede ai tempi supplementari per 3-2. Ettore, una grande cavalcata che si è conclusa purtroppo così all'ultimo step, però complimenti al Calcio Vittoria che ha saputo rinascere dalle proprie ceneri dopo i brutti episodi dello scorso anno. È vero, una battuta con Massimo, a questo punto voi come provincia di Ragusa, insomma voi e il Ragusa siete i riferimenti più importanti, Comiso che è anche retrocesso, il Vittoria che non ce l'ha fatta salire, continuate ad essere importanti per il territorio. Sì, e non solo questo, anche abbiamo dei progetti importanti. E questo è fondamentale, per poter crescere, sì. Certo, complimenti. Sarà comunque la prossima una stagione molto impegnativa perché appunto rappresenterete un bacino di grande qualità. Però già abbiamo un anno di esperienza. Bravo. Una battuta veloce sui play-out e poi mandiamo subito il servizio sull'Ajax, dei 50 anni dell'Ajax. Sì, Ettore, quest'anno il campionato di prima categoria ha visto una piccola rivoluzione perché le 4 retrocesse le squadre sono figlie di uno dei 4 scontri intergironi come per i playoff, e retrocedono l'Atletico Corleone che ha perso 1-0 contro lo Strasatti, il Mamertina che ha perso 3-2 contro il Pompei dopo i calci di rigore, retrocede la Polisportiva Sant'Alessio, Ettore, che ha ceduto al Caramineo che al suo primo campionato di prima categoria conquista un'importante salvezza, e retrocede la Modicanese che perde contro il Chiaramonte. Quindi questo è il quadro completo per quanto riguarda la prima categoria. A questo punto la prima categoria si ferma definitivamente. Esatto. Perfetto, quindi tutti in vacanza aspettando le nomination del Penalty Awards. Ci saranno grandi sorprese, sarà un Penalty Awards eccezionale. Tanto atteso. Allora, prima di passare ai saluti finali, quindi congedare Alessio, congedare anche il DS della New Team Ragusa e salutare anche Federica che comunque rimarrà insieme a voi per il Penalty Futsal, adesso dobbiamo vedere tutti insieme questo servizio importantissimo dei 50 anni dell'Ajax, una festa per premiare questa straordinaria organizzazione. Il portiere respinge di pugno, la raccoglie il difensore, che apre al centrocampo, triplo in secco, fa fuori 2 avversari, cross a centro area, l'attaccante sta per colpire di testa, ma è fallo, rigore! Questa è l'ultima occasione per vincere. Guardalo l'allenatore, da 50 anni appresso ad un pallone, su una panchina calda come il sole, e un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segui sempre l'uomo. Nella splendida struttura di Torre del Grifo presso l'Aula Magna si è svolta la festa dell'Ajax in occasione del suo 50° del tema Un altro calcio è possibile.
La reazione è quella che si attendeva, la sala quasi piena, i relatori preparati e capaci di stuzzicare l'attenzione. Il pubblico coinvolto e interessato. È un successo quello di Catania per le celebrazioni del 50° dalla fondazione dell'Asso Allenatori, che porteranno a tantissimi eventi in tutta Italia. Un max evento regionale e una grande manifestazione conclusiva finale a carattere nazionale e internazionale. La delegazione provinciale di Catania, guidata dal presidente Renato Marletta, ha risposto presente con loro un buonissimo e caloroso pubblico. Abbiamo anche ripercorso i 25 anni dell'associazione di Catania, per cui insomma non possiamo ipotizzare al futuro, sappiamo che siamo tutti in scadenza al 30 giugno, chissà che riserve ci potrà riservare. L'importante è avere sempre la cultura dell'associazionismo e la volontà di fare, soprattutto in un progetto voluto dal nostro presidente, per allenare e educare soprattutto i giovani. Adesso il progetto giovanile è anche legato alla figura nuova di questo allenatore che va al di là del lato tecnico, ma va anche dal lato morale nei confronti soprattutto dei giovani. Soprattutto anche perché abbiamo avuto due illustre esponenti della psicologia, per cui insomma la componente psicologica è fondamentale sotto questo aspetto ed è importante, diciamo, nella cultura globale far crescere questi giovani attraverso l'aspetto psicologico e dei ragazzi, ma soprattutto dei genitori, che sono in questo momento una palla al piede del calcio giovanile. La serata di lunedì si è aperta con i saluti di rito delle autorità, tra cui il vice sindaco di Mascalucia Fabio Cantarella, il delegato del CONI Catania Sergio Parisi, Vincenzo Treccarichi e Grazia Zitelli per la delegazione provinciale della FIGC di Catania. Fin dall'inizio, dopo la presentazione della serata da parte del segretario arcidiacono, il video degli auguri realizzato in occasione della panchina d'oro e della storia dell'Ajax sono stati una sorpresa per tutti, tanto da riscuotere un enorme successo con uno scrosciante applauso. Subito l'attenzione è puntata su progetto Ajax Edu Giovani, esposto magnificamente da Salvo Arcidiacono attraverso video e slide, 8 ore di formazione sulla crescita dei giovani nel gioco del calcio, il regalo dell'Ajax per i suoi associati e anche per i non associati e non abilitati, in occasione di questo importante anniversario. Sì, 50 anni dell'AIA, che abbiamo deciso anche, diciamo, di uscire allo scoperto, nel senso di farci conoscere dalle altre associazioni pari alla nostra, perché alla fine noi non abbiamo scopo di lucro, siamo un'associazione di volontari, anche se in questo periodo, in questi tempi è difficile. E in ogni caso l'associazione, che all'inizio era per cautelare o per fare un sindacato di allenatori, si è trasformata negli anni in una vera e propria aiuto degli allenatori, perché oltre a dare una consulenza, possiamo dire, legale e sindacale, adesso ci occupiamo dei corsi di aggiornamento, di tutto quello che è la natura dell'allenatore, soprattutto la difesa dell'obbligatorietà, perché uno dei nostri slogan, che comunque già è partito e che partirà anche con la scusa dei rinnovi che ci saranno, sarà un allenatore per ogni squadra, un po' come succede in tutta Europa. Noi cerchiamo di arrivarci, se la FIGC insomma sposerà che di fatto c'è un'obbligatorietà, e nei settori giovanili dove ancora un po' si latita nelle basse categorie, però se dobbiamo fare che il tesserino, famoso tesserino, adesso licenza ad allenare e deve avere la sua validità, e chiaramente bisogna che i tecnici si rimboccano le maniche, perché la possibilità del lavoro c'è anche fuori dalla Sicilia, c'è anche fuori dall'Italia. La scuola di Coverciano è rinomata, i nostri allenatori VIP, tra virgolette, sono quelli che stanno trainando il movimento, ce ne sono parecchi, quasi una ventina di professionisti buoni fuori, ma ce ne sono una settantina di dilettanti, questi sono i numeri, e sono tanti, perché andare in Finlandia a allenare la Serie A femminile o in Canada sono esperienze che porta sempre l'allenatore, che può essere UEFA B come potrebbe essere UEFA A. La parola passa alla dottoressa Laura Gurriera, psicopedagogica, che esponeva attraverso le sue competenze l'importanza dei giovani e del ruolo del tecnico nei loro confronti. A seguire gli interventi dei tecnici Pulvirenti e Alderisi del settore giovanile del calcio Catania, che hanno parlato dell'allenatore visto come educatore in un mondo in cui questo valore, affermano, si è smarrito, fino a raccontare la loro esperienza vissuta tra dilettantismo e professionismo. L'Ajax è cresciuta tantissimo negli ultimi periodi e soprattutto negli ultimi anni, ha una struttura importante e soprattutto adesso anche a livello tecnologico ti dà delle informazioni che prima ovviamente non ti venivano date, perciò merito a chi è sempre sul pezzo, merito a chi
ha sposato questo progetto, a chi ci crede, è una fonte importante e bisogna anche a volte non dimenticarlo, perché ovviamente può servire per una crescita personale sicuramente. Della propria esperienza ha parlato anche Francesco Moriero, attuale allenatore della prima squadra del Calcio Catania, che nel suo breve intervento, e per questo si ringrazia la società Calcio Catania per la gradita sorpresa, ha dichiarato: bisogna ricordarsi che prima di tutto sono ragazzi, parlarci e spiegare loro le motivazioni di scelte e idee per insegnare loro quello che comincia come un gioco. A fine serata il presidente Marletta e il segretario Arcidiacono hanno aggiunto: l'obiettivo dell'associazione è portare un allenatore in ogni squadra, obiettivo primario del nostro presidente Ulivieri. Ma il futuro è quello anche a livello federale. L'altro giorno leggevo una rivista che praticamente la scuola di Coverciano è già partita con un controtendenza con il passato, prendendo a riferimento magari nazioni che prima noi consideravamo secondo o terze rispetto a noi, come il Belgio, che adesso invece in Europa detta legge a livello di prima squadra, proprio perché hanno avuto il coraggio di partire dalla base, cioè dai bambini, e per costruire il loro futuro. In 10-15 anni si può, se l'hanno fatto gli altri possiamo farlo anche noi. Facendolo potremo migliorare il nostro calcio e il nostro sport, dal punto cambiate grazie naturalmente ai vari presidenti che si sono succeduti negli anni. Io mi riferisco agli allenatori presidenti nazionali. Qua la storia, si può dire, di questo Ajax a Catania l'ha fatta sicuramente Renato Marletta, a cui va veramente l'omaggio di tutti, perché ha fatto veramente grandi cose. Al termine del dibattito, presentato con competenza tecnica da Ettore Tortorici, al quale hanno partecipato con interesse e coinvolgimento anche i presenti, tra cui i genitori, il segretario Arcidiacono proiettava un commovente video, fatto di fotoricordo, che riguardava la storia dell'Ajax Catania, dalla sua nascita ad oggi. Mister Busetta, i 50 anni dell'Ajax, lei è un nome importante quando si parla di allenatori, insomma grande soddisfazione per tutti i successi che ha ottenuto e per un Ajax che sta crescendo sempre di più. Ma sicuramente così, la mia presenza stasera, cioè dall'alto io sono un decano. Sono venuto anche per una curiosità, per sentire questi giovani emergenti, questi tecnici. Comunque bello, perché l'Ajax è andato via via crescendo nel tempo e veramente ha instaurato un rapporto stupendo con i tecnici. Un allenatore che comunque nel tempo si è evoluto e sta cambiando pure lui. Ma sicuramente è così, io cambio sempre. Volevo ritornare nel mio mondo, quest'anno ci sono stato, ma purtroppo
ho trovato una situazione un po' particolare perché il giovane di oggi non ha voglia di fare nulla, non ha voglia di fare nulla, ma non riesco a inculcare qualcosa di importante. E guardalo l'allenatore. Nino Leonardi, nome storico del calcio siciliano, ma non hai mai pensato di fare l'allenatore da grande? Beh, ci ho pensato, anche perché sono i tifosi che me lo ricordano quotidianamente, continuamente, e questo pensiero me lo sono portato da quando ho smesso poi tardissimo, a 38 anni, perché quell'amore, quella passione, quando commento nelle radiocronache, nelle tv, mi traspare la passionalità e il cuore per questo pallone. I 50 anni dell'Ajax hanno fatto capire che l'Ajax comunque negli anni è cambiata, si è evoluta e adesso grazie a loro c'è una nuova figura dell'allenatore. Naturalmente la figura dell'allenatore si è molto professionalmente trasformata, e questo rende onore a tutto un gruppo e a tutta un'organizzazione con grandi meriti e grande professionalità. È un bel mondo, però bisogna mantenere un senso critico, perché con un senso critico si riesce a cambiare laddove c'è da cambiare e da migliorare soprattutto. Adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti. La bella figura dell'allenatore, l'Ajax ha festeggiato questi 50 anni, sono stati 50 anni intensi di grande crescita, adesso la figura dell'allenatore è molto più importante, più qualificata e soprattutto più tutelata, e questa è la cosa secondo me che è giusto valorizzare. I 50 anni dell'Ajax con questi eventi che ci saranno in tutta Italia, con un mega evento a fine maggio dove anche l'Ajax di Catania, ma non soltanto quella di Catania, tutta l'intera Ajax di Sicilia sarà presente. Allora ci possiamo salutare? Sì, però prima salutiamo il DS, il nostro ospite che così gentilmente ci è venuto a trovare oggi qui a Penalty. Allora io credo che dobbiamo pensare in positivo a Ragusa e voi ne siete un esempio, quindi un in bocca al lupo, un buon lavoro, perché ci dovete cominciare a studiare già da adesso, no? Certo, perché poi è troppo tardi a luglio-agosto. Già da diverse settimane ci siamo riuniti per organizzare, bene, per fare. Bene. Vi ringrazio. Grazie anche a voi, incrociate le dita anche voi per il penalty Awards. No, io sarò presente sicuramente. Bene. Tra l'altro l'anno scorso vincenti con Mister Vacca come miglior allenatore di prima categoria. Abbiamo apprezzato tantissimo questo evento, organizzato meravigliosamente vi bene. aspettiamo a prescindere se sarete in nomination o meno. Senz'altro. Un in bocca al lupo a tutta la vostra organizzazione, un saluto anche a papà per quanto riguarda questa bella storia della New Team Ragusa. Saluto ancora per qualche istante il nostro Alessio, che rivedrete tra poco con il Penalty Futsal. Congedo la mia presenza qui in studio, saluto anche Federica. Ciao Ettore, io saluto te, il nostro ospite, ma io rimango qui. Infatti, insieme perché ad Alessio. tra poco insomma sarai con il Penalty Futsal. Noi ci congediamo per quanto riguarda invece Penalty e rimandiamo l'appuntamento alla prossima settimana, perché ci saranno ancora i play-out importanti, legati quelli soprattutto al campionato di eccellenza, e poi continueremo a parlare sempre di più del Penalty Awards, giorno 6 alle 18, centro commerciale Le Ginestre, e poi su Video Mediterraneo, canale 11, canale 823 della piattaforma Sky, domenica 12 alle ore 19. Grazie a tutti e buon calcio, si prosegue adesso tra poco con il Penalty Futsal. Arrivederci.